guerra nel Veneto sui farmaci salvavista come Lucentis e Avastin, che salvano dalla cecità pazienti colpiti da gravi forme di maculopatie oculari. La Regione Veneto si costituirà parte civile nelle inchieste sui giganti della farmaceutica mondiale, Roche e Novartis. Le procure di Roma e Torino accusano i due colossi di truffa e aggiotaggio, ossia di rialzo fraudolento dei prezzi. Il farmaco Lucentis, prodotto da Roche e Novartis, costa ben 900 euro la confezione e invece l'Avastin si compra con appena 20 euro. Quando la Regione Veneto ha deciso di acquistare il meno costoso, le due case farmaceutiche hanno presentato un ricorso al TAR del Veneto, che inizialmente diede ragione a Luca Zaia, ma poi l'intervento dell'AIFA e dell'AMA, le agenzie nazionale ed europea del farmaco, cambiarono le indicazioni del salvavista più economico, modificando dunque anche la sentenza. Ora le agenzie sono nel mirino della magistratura perché colpite da un esposto che mette in dubbio la loro buona fede, e il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, parla di vicenda odiosa, promettendo che l'Agenzia del Farmaco Nazionale sarà presto riformata. Intanto la querelle ha costretto molti pazienti a sospendere il trattamento iniziale e ad intraprendere una nuova terapia.